Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo su Raw, secondo mese dopo il tag, dopo il pay per view di Extreme Rules, dove che comunque e qua adesso c'è un match, scusate ragazzi se si riprendo già da adesso, grande Cube. C'è un match tag team tra Benoit e Veneziano contro Seth Rollins e Ryback. Seth Rollins è campione anche di coppia. Ryback è ancora incazzato perché non se l'aspettava di soffrire così tanto nel pay per view. Voleva solo sfogarsi, invece come non ha dimostrato, per quanto anche se ha perso, ha dimostrato di essere veramente un figo. Aia. Quindi adesso vediamo, forse vuole cominciare un'alleanza con Benoit, vediamo. Che strano questo match, proprio con Chris mi hanno messo, quindi comunque con uno molto molto forte. Spear come Indiana, bravo. Il cui è partito bene, cazzo, sempre a livello leggenda ragazzi. Sempre... No, bastardo, non te ne vai, non te ne... Va! Merda. Entra Ryback. No, ancora no, per fortuna non entra Ryback, grande veneziano. Pim pum! Super Kume. Diamo fastidio, anche se sapevo che non potevo fare niente, chiaramente. Appena iniziato il match. Ancora il Kume. Il Kume si sta incazzando, ragazzi, ufficiale. Il Kume si sta incazzando. Ecco. Appunto. Ed entra Benoit. Ed entra Chris Benoit. The Canadian Clipper, ragazzi. The Canadian Clipper. Grande Benoit. E grande Chris Benoit si scatena. Va a cagare. Benoit si scatena, ragazzi. Comunque The Rock è il nuovo campione WWE e invece Hulk Hogan è il nuovo campione World Heavyweight Champion. Quindi sono cambiate le due cinture più importanti, sono cambiate. Vai Chris, bravo Chris. No, dopo sbaglio una cosa così facile. Attenzione, attenzione, mossa combinata, Benoit veneziano, boom boom. Grande, si è salvato ancora. Vabbè, ma c'hanno un culo però. C'hanno un culo ragazzi che è più grande di loro, Hanno un culo che è più grande di loro. Bravo Benoit. Attenzione. Eccolo qua. Bravissimo Cube. Vai Cube che si gasa. Bravissimo venezianone. Bravo Cube. Attenzione. Clipper crossface anche del Cube. Dove? Sì, e il Cube ce la fa. Finalmente, prima vittoria del tag team. Grandi ragazzi. E il Cube ce la fa, match lunghissimo. Mamma mia ragazzi. Cosa è venuto fuori? Il Cube ce l'ha fatta. Il tag team veneziano Benoit ha vinto e finalmente per il Cube prima vittoria. Ragazzi, siamo ancora contro Dean Ambrose e stavolta dovevamo vincere assolutamente un match singolo, cioè abbiamo fatto un grande match con Benoit, buona vittoria tag team, adesso siamo a Superstar e vediamo contro Ambrose, niente, cioè mi danno Ambrose per il momento. Non sono ancora pronto forse per un avversario più duro, però contro Ryback sono veramente contento perché ho fatto veramente una bella impresa, Eccolo qua ragazzi, siamo a Superstar dentro il veneziano, eccolo qua, bello come il sole, ciao com'è. Entra anche Dean Ambrose. Eccolo il piccolo Dean. Ecco la puttanona ragazzi. AJ Lee. Che zoccola. Sei una zoccola. Vai. Ancora mi dimentico di levare sta roba. Oh ma che pirlotto. Grande. Dai Kuma. Il Kuma è ancora chiaramente un lottatore alle prime armi. Però quel pay per view l'ha un po' lanciato nei cuori di certi. Perché veramente fargli fare un pay per view così per massacrarlo e invece riuscire anche a tenere testa a Ryback. Dai fiori, dai. Bravo. Dai veneziano. Ok, livello leggenda è duro, Poi ho anche
o anche come si dice gli indicatori verso il difficile, ancora più difficile, e il mio rotatore è scarsissimo. Aia. Puttana. Dai Kuma. Bravo, come si difende bene. Quindi veramente un livello no difficile, di più. Ma io ci provo, ragazzi. Io ci provo. Ole! Leg drop. No, forse no. Grande veneziano, mamma mia, l'ho scaraventato via. Rotto i coglioni, Ambrose. Hai rotto il cazzo, Ambrose. Bravissimo. Me l'ha schivata il porco. Ancora Ambrose. Ambrose, hai rotto il cazzo. Dai, Cube. Aia, brutto fio della mignotta. Aia. Eccolo là. Vaffanculo sulle pallone. Vabbè, ha messo la parata, ma va bene, insomma. Comunque è molto meglio il gameplay del 2015, ma non vedo l'ora di trovare sta stronza di play. PlayStation inviata comunque. Bravo Cube, play inviata, quindi speriamo bene. Sarebbe bello prima delle feste almeno, speriamo. Grande venezianone, cosa di... No! Scorrettezze solite del porco di Ambrose, mamma mia che figlio di puttana. Adesso prova a colpire la gamba a sinistra di veneziano. Aia. Powerbomb. Sveglia. Ecco, adesso comincia a farmi la serie di mosse impossibili. Mossa speciale di già. Porca troia. Bravo. Bravo reversal. Grande reversal come indiano. Bravo Kuma. Perché non ho le special, Grandissimo Kuma. Questa ci voleva proprio. Ha già la finisher lui. Ha già la finisher il porco. Grande. No, me l'ha parata. Non ci voglio credere. Eccola là. Eccola là. Questa mi lascia il segno, Questa mi lascia il segno, ho paura. E il come si salva, Bravo veneziano, dai. Ho parato là, adesso devo cercare anch'io di fare una mossa. E ancora il Kuma, bravo. Che non mi arrivano, ma... Oh, mossa speciale. Clipper crossface. Rope break, porca trota. Attenzione, Archeo. No, perché devo schierare? No, ma che cazzo lo tiri su? Ma che cazzo lo tiri su? Ma non ci credo. Bravo, come salvato. Se l'ha fatto anche l'Archeo e perde sangue. E me la para per l'ennesima volta, ma te la farò anch'io. Comunque viva il gameplay del 15. Come si fa a dare un voto basso a Spazio Game? Perché il gameplay è più lento, quando è molto meglio. Vai, rope break, giusto. E ancora, adesso ti tartascio i coglioni, stronzo. Ecco. No, dai, l'avevo parata. No, questa è vergognosa, l'avevo parata. Calma, veneziano, calma. Ho tutta la pressione dalla mia, non posso perderla. Non posso perderne un'altra. Ecco, appunto. Niente, non riesco a parare neanche questa. Come concentration. Bravo, dai, mossa. Proviamo a schienarlo, proviamoci. 1, 2. Niente, neanche a 2 non è arrivato. Un po' di calcio, bellissimo. Questo è stato proprio bello. Proviamoci ancora. 1. Ancora, ragazzi, che si sono più forti di me. Rope break. Ho bisogno di queste mosse, ragazzi. Ho bisogno di queste mosse per rompere i coglioni. Dai, spammiamo, stronzo. No. Si è salvato. Non ci voleva, grandissimo. Come si libera. Dai, veneziano. Vertical suplex. Suplex come indiano. Mamma mia, proviamo. Sono stanchissimo. 1, 2. Ancora 2. Ancora non basta, bravissimo il Kuma. Grande. Qualcuno ha fatto una cosa strepitosa.
Dai, porco, dai, porco. No! No, no! Ma perché? Ma dai, ma dai, ma dai. Come ha fatto non lo so. Cazzo, la finisce non posso sprecarla. Merda, no, no. Bravo veneziano, bravo. Se non riesco più a pararla. Ecco, Ala. Ancora ci prova il figlio di puttana. Bravissimo. E anche io l'ho messa, stronzo. Adesso devo vincerla, però. Devo vincerla. 1, 2, 3. Sì, prima vittoria, cazzo, in singolo. Sì, cazzo. Grandissima vittoria finale, sai, però sto gioco qua che sborra, cioè, veramente ti fa soffrire come un disperato. Grande come grande, 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 grande. Amore mio, con 2 archi io ce l'ho fatta, ma ho rischiato troppo. Ho rischiato troppo. Grandi ragazzi. Ragazzi, per la terza settimana dirò, ragazzi, triple threat match. Veneziano, Benoit e Dean Ambrose. Sarebbe tanto importante vincere questo match e gli addetti ai lavori della WWE sono rimasti piacevolmente sorpresi dal grandissimo risultato del veneziano. Finalmente ce l'ho fatta a vincere anche un match singolo, è stato un buon mese questo per me. Niente, e non mi ricordo di levare questo. Ecco, qualcuno mi è piaciuto. Adesso dobbiamo cercare di giocare d'astuzia, perché chiaramente se penso che vada anche contro Chris Benoit, sono cazzi miei. Devo veramente giocare in difensiva. Devo approfittare dei loro vaneggi. Vai, vai, colpitevi, io cerco di caricarmi adesso. Il Kuma gioca un po' in difensiva. Vai, vai, doppia mossa, Ambrose, perché Benoit è il più forte, bisogna prima colpire Benoit a mio parere. Vai, facciamo del male a Benoit. Ecco, ciao Benoit. Perfetto. Devo veramente giocare da opportunista. Da opportunista. Oh, grande. Olympic Kuma Slam, ragazzi. Perfetto. E io mi carico. Non è che ne approfittiamo. Bravo Benoit. Bravo Benoit. Ok, suplex su Benoit. Perfetto. È perfetto. E noi ci divertiamo così. No, adesso no. Porca puttana, questa l'ho presa, Non ci crederà affatto. Non ci crederà affatto. E ancora pedigree. E ancora pedigree. Il match è devastante. Su un triple threat fenomenale. Oplala. Proviamoci. Troppi triple threat hanno questo di brutto. Aia. No, me. Grazie. Attenzione, Benoit ci prova. Ok. Vai, come approfittane. Bravissimo. Vai, premo lo schieramento. 1, 2. Vabbè, però. Bravo, Spear. Non venire da me, bravo. Bravo, vai, bravo Benoit. Ok, come ne fa un altro. Che match, ragazzi, che match. Ok. Sta finisher di Ambrose mi fa paura. No, mamma mia. Attenzione, Benoit ci prova. Eccolo qua. Clipper crossface. Manco male. Vai Kuma. Olympic Kuma Slam. Bravissimo Kuma. Bravissimo. Proviamo a schienare Ambrose, proviamoci. 1, 2. E si salva ancora, non so cosa fare. Rope break. Ma no, doppia mossa, ma che sfiga. Ah, Dio mio. Salvami Benoit, grazie. Ok.
Dai. Mossa speciale. Attenzione, e ne approfitta. Clipper a Benoit. Lo vuole distruggere con la sua stessa moneta. Dai, e si salva il porco. Attenzione, ancora pedigree su Benoit. Era fatta se non aveva il coso, la determinazione. Porca troia. Proviamoci. 1, 2 e ancora. Quante occasioni sprecate. Incredibile. No, salvami Ambrose. Grazie. Ecco, Clipper crossface. Grande. Beh, io sono massacrato, sono quello che sta peggio, Mamma mia che match. Epicus. Match epicus. No, proprio a me, ma perché? Ma perché a me? Grazie. Scampa via, Kuma, Tutti su di me, sanno che sono messo male. Il Kuma è finito, ragazzi, però che match, ho fatto il possibile, ragazzi, ho fatto veramente il possibile. Aia. Niente, non riesco più neanche a pararmi, ragazzi, Potevo vincerla più volte, ma i triple threat sono così. Niente, ancora niente da fare. Ancora Benoit mi salva. Ma tutti su di me, ma porca puttana! Ma sti figli di puttana. Ecco. Benoit. Adesso si riposa Benoit adesso, giustamente. Non riesco a fare niente. Eccola. Ok. Merda, muovite. Bravo. Grande Kuma, dai. No! Quanto ho rischiato qua, È bravo veneziano, qua fa una gran cosa il Kuma, Il Kuma ci prova. 1, 2. Vabbè, se non fai la finisher non c'è niente da fare. Addio Cristo, però. Bravi, dai. Vai. Ho bisogno della finisher. Ho bisogno dell'ennesima finisher. Merda. Bravo. Dai, caricati Kuma. Adesso Ambrose alla finish. No, Benoit forse alla finisher. Attenzione. Clipper crossface. E ancora Clipper. Vittoria. Sì, cazzo, il triple threat è mio. E silenzio per sottomissione. Grazie Kuma, grazie. Grazie della gioia che mi hai dato. Il Kuma fa un'impresa senza precedenti. Grandissimo veneziano, un saluto del Kumendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.